Un medico pensionato, già dirigente dell'ASP di Agrigento, è deceduto ieri dopo essere caduto dal balcone mentre tagliava la siepe. È Angelo Castellana, molto conosciuto in città. Ricordate ieri con una santa messa dai carabinieri le vittime della tragedia di Maccalubbe ad Aragona, dell'appuntato Rosario Mulone e dei suoi 2 figli. Degrado in città, nella zona del Tribunale, nella bretella che unisce la via Scimè con la via Mazzini. Nuove adesioni all'ADC a Sant'Angelo Muxaro, rinnovati i direttivi di Forza Italia a San Giovanni Gemini e Cammarata. Grande partecipazione al convegno organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento sulla legge Salva Casa. A San Biagio Palatani la Eco Green di Giavarini sponsorizza il River Platani, conferenza stampa del nuovo allenatore dell'Agragas Pino Rigoli. Il Castrum Favara gioca il derby con la squadra del Licata, l'Agragas in casa con il San Caldese, panoramica degli eventi sportivi della domenica. E buongiorno e benvenuti con l'appuntamento odierno di oggi, 28 settembre, nella giornata di sabato. Dramma nel centro di Agrigento. Un medico in pensione, Angelo Castellana, è deceduto dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione mentre era impegnato a tagliare alcune siepi. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri nel cortino Piale Sanzo, a ridosso di via Giacomo Matteotti. La vittima, 71 anni, è stato per tanti anni dirigente di medicina legale e fiscale all'ASP di Agrigento. Lanciato subito l'allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che prendere atto del decesso dell'uomo. E ieri pomeriggio ad Aragona, presso la Chiesa Madre, alla presenza del comandante provinciale dei Carabinieri e di un nutrito numero di militari del comando provinciale, è stata officiata da parte del cappellano militare Don Salvatore Falzone una celebrazione eucaristica dal cappellano militare dell'Arma dei Carabinieri, in occasione del decennale della tragica scomparsa presso la riserva naturale Maccalubbe di Aragona dei 2 fratellini Mulone, figli dell'appuntato dei Carabinieri Rosario Mulone, verificatosi nella tarda mattinata del 27 settembre del 2014. Degrado nella zona del Tribunale, nella bretella che conduce la via Scimè alla via Mazzini. Ce ne parla meglio il collega Cairone. Sterpaglie, rifiuti e centinaia di bottiglie. Una vera e propria discarica nella bretella che da via Mazzini conduce alla via Scimè, a pochi passi dal Tribunale di Agrigento. Il terreno abbandonato da sempre si è trasformato col tempo in una discarica, così come la strada che offre uno spettacolo indecoroso. Un'incuria insopportabile, insomma, per la quale servono interventi urgenti per ridare alla zona un minimo di dignità, ripristinando anzitutto la pulizia, perché i rifiuti, oltre a deturpare l'ambiente, costituiscono un serio problema per la salute. Quello che si chiede è un intervento dell'amministrazione comunale, forse mai intervenuta da quelle parti. L'area, a ridosso della via Scimè, non è purtroppo l'unica ad essere lasciata in queste condizioni. Altre situazioni critiche si trovano in diversi punti del territorio di Agrigento, come sulle 2 bretelle di collegamento tra Piazza Rosselli e il viadotto Imera, dove alle erbacce e ai rifiuti, ai bordi della carreggiata, si unisce la mancanza di segnaletica sia orizzontale che verticale. Ma di questo pessimo biglietto da visita per chi arriva ad Agrigento ne parleremo a parte. Si è svolto stamani un convegno dal tema Storicità dell'auto, evoluzione storica dei sistemi di sicurezza, organizzato dall'Automobile Club di Agrigento, presidente avvocato Salvatore Bellanca, presso la chiesa di San Pietro, inserito nell'ambito delle manifestazioni dell'Arco Experience Isola dei Tesori. Le interviste. Ecco, nell'ambito di questa manifestazione oggi si parla del convegno sulla solidità dell'auto, l'evoluzione storica dei sistemi di sicurezza. Ecco, voi farete un po' la parte da leone in questa iniziativa come ACI. Sì, noi abbiamo voluto organizzare un corso sull'evoluzione delle auto storiche
e sulla evoluzione dei sistemi di sicurezza delle auto lungo la loro trasformazione in questo periodo dai primi rudimentali mezzi di sicurezza a quelli attuali che sono veramente altamente tecnologici. Abbiamo voluto coinvolgere tutte queste persone per cercare di trasmettere quella che è la passione per l'auto storica e per il collezionismo storico, perché il collezionismo storico, voglio ricordarlo, è un patrimonio nazionale che va tutelato. Non bisogna considerare l'auto storica come un'auto vecchia, ma bisogna considerarla come se è un patrimonio, una sorta di museo a cielo aperto itinerante. In questa Isola dei Tesori, in questa settimana siete stati presenti anche in piazza Cavour, domani lo sarete con un'altra manifestazione di autoepoca. Ecco, racchiudiamo sinteticamente l'evoluzione che avete avuto in questo Noi momento. abbiamo voluto partecipare a questa manifestazione di Arco Experience con alcune delle nostre manifestazioni dove noi siamo più vicini, cioè quello del mondo dell'automobile. Abbiamo realizzato sia questo convegno di oggi, domani faremo un raduno di auto storiche per portare tutti i partecipanti della Sicilia a vedere le nostre bellezze paesaggistiche come quella della Valle dei Templi e della Scala dei Turchi, e soprattutto abbiamo fatto anche una mostra fotografica delle gare agrigentine che vi invito a voler visitare presso il Palazzo di Governo, presso la prefettura, grazie anche allo stimolo che ci ha dato Sua Eccellenza il Prefetto Filippo Romano. E ancora abbiamo anche realizzato questa esposizione di auto presso Piazza Cavour, dove ci saranno auto storiche per cercare di far capire e far comprendere alle persone che le auto storiche non sono auto vecchie. Ecco, l'ACI sempre in prima linea per la sicurezza, raccomandate sempre ai giovani di non bere, insomma, di stare alla guida sicura. Sì, anche oggi noi faremo degli accenni a quelli che sono i sistemi di sicurezza e che alla guida bisogna essere responsabili. Una delle nostre mission è proprio quella della sicurezza stradale e soprattutto rivolti al giovane, che sono loro il bacino che maggiormente interessa perché sono i piloti. Oggi a questa iniziativa tu darai la tua testimonianza di un giovane pilota. Ecco, raccontaci un po' la tua esperienza. Sì, io ho iniziato all'età di 6 anni con i kart, ho partecipato a campionati regionali, italiani, europei e mondiali, per poi appunto a 15 anni passare nelle autovetture. Ho iniziato con Porsche per andare a finire anche in Lamborghini. E diciamo che è un'esperienza incredibile, sto facendo tanti sacrifici. Quest'anno appunto ho partecipato al campionato super trofeo europeo Lamborghini, ho fatto molte gare, più di 50 gare ormai in macchina, questo è un anno molto importante perché appunto ho raggiunto pure la top 10 in Belgio. Spero di migliorarmi sempre di più e ormai mancano le ultime 2 tappe che si terranno a Barcellona ed Jerez, e poi il prossimo anno si punta sempre più in alto. Quanti anni hai? Qual è la tua età? È più importante saperlo. 17, tra 2 giorni 18. Quindi a 18 anni, diciamo, hai una carriera davanti, no? Sì, ancora è tutta in salita, però diciamo i presupposti per fare bene ci sono tutti, si può solo crescere, quindi speriamo bene. Ecco, che consiglio dai a un tuo coetaneo che vuole approcciarsi al mondo dell'auto, delle corse? Beh, ci vuole tanto impegno, tanti sacrifici, bisogna allenarsi molto per questo. Io comunque ho delle basi perché ho iniziato da molto piccolo. Giustamente se uno ha un sogno bisogna inseguirlo, quindi a qualsiasi età bisogna provarci. Sarà più difficile, però mai dire mai. I tuoi genitori ti hanno sorretto in questo, ti hanno sostenuto? Sì, ma mamma e papà ci sono stati sempre, giustamente inizialmente con più preoccupazioni, però poi ci hanno fatto l'abitudine. E si è svolta a Roma, al Teatro Eliseo, l'Assemblea Nazionale del Sindacato Conflavoro alla presenza del Premier Matteo Salvini. Nel corso della convention era presente anche una nutrita rappresentanza di siciliani, tra questi il segretario regionale della Sicilia, nonché vicepresidente nazionale Giuseppe Pullara. Il servizio.
Con un'interpretazione emozionante dell'Inno d'Italia e l'intervento del presidente Roberto Capobianco ha avuto inizio il dibattito della 14ª Assemblea Nazionale di Conflavoro, una giornata memorabile per l'imprenditoria italiana arrivata da ogni parte della nazione per vivere un grande evento lo scorso 26 settembre al Teatro Eliseo di Roma, anticipato la sera del 25 da una cena di gala. Durante i lavori dell'Assemblea Nazionale di Conflavoro è intervenuto il vice premier Matteo Salvini ed è stata ribadita l'importanza cruciale di un confronto diretto tra imprese e istituzioni. Le proposte emerse rappresentano un passo decisivo per affrontare le sfide del lavoro, della burocrazia e della competitività. Durante l'assemblea il presidente Capobianco ha annunciato che la neonata Conflavoro Costruzioni ha siglato con Confsal il primo contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese edili senza l'obbligo della cassa edile. Una risposta diretta e concreta alle richieste delle imprese edili associate a Conflavoro che da sempre sperano in questo risultato, ha detto il segretario regionale della Sicilia e vicepresidente nazionale Giuseppe Pullara. Anche quest'anno l'Assemblea Conflavoro è stato un grande successo, una grande presenza, più di 1000 persone e una folta delegazione della Regione Sicilia. In presenza del Vice Premier si è discusso di un importante tema che sta a cuore al settore delle costruzioni, perché oggi Conflavoro ha firmato il nuovo contratto nel settore delle costruzioni per dare più respiro e per supportare tutte le aziende del settore dell'edilizia. All'evento, moderato dalla conduttrice televisiva Nunzia De Girolamo, era presente una nutrita delegazione siciliana, una realtà sempre più in crescita e che guarda al futuro. Conflavoro uno sguardo attento alla Sicilia non solo per le peculiarità turistiche e monumentali, ma per il numero elevato di imprese che contribuiscono allo sviluppo dell'intero territorio nazionale. Quindi Conflavoro a fianco della Regione Sicilia per far sì che queste imprese possano essere supportate e a continuare a creare sviluppo per il nostro territorio nazionale. L'impresa chiamò, questo è il tema scelto per l'appuntamento del 2024, che ha segnato un punto di svolta con l'impegno di tradurre il dialogo in azioni concrete per sostenere e rilanciare il tessuto imprenditoriale italiano. A Palermo il Consiglio Generale della CISL Sicilia per l'elezione del nuovo segretario. Al Consiglio ha partecipato anche il leader della CISL, Luigi Sbarra. Il Sud sta vivendo da un anno e mezzo, una dinamica di crescita importante. Il PIL cresce più che nel resto del Paese e al Sud comincia a crescere positivamente anche l'occupazione, soprattutto nella componente a tempo indeterminato e anche per quanto riguarda le donne. Bisogna fare di più sull'occupazione giovanile e bisogna portare a regime nel Mezzogiorno tutti gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione per sostenere crescita, sviluppo, qualità e stabilità del lavoro. Ci sono le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ci sono le risorse del nuovo ciclo di fondi strutturali 21-27, abbiamo lavorato per la ZES unica in tutto il Mezzogiorno e nelle isole per elevare le condizioni di attrattività delle imprese, quindi c'è una prospettiva sicuramente positiva che va rafforzata, va consolidata anche qui attraverso il dialogo e il confronto con le classi dirigenti locali. Il 2 saremo in piazza per chiedere al Governo e al Parlamento modifiche a questo decreto sicurezza, soprattutto nella parte in cui trasforma sanzioni amministrative in pene detentive per quanto riguarda eventuali blocchi stradali o manifestazioni sindacali. Noi pensiamo che bisogna assicurare il diritto a protestare e manifestare pacificamente. In una parola, noi dobbiamo tenere in equilibrio e contemperare i temi dell'ordine pubblico, la salvaguardia dei nostri beni pubblici anche con il diritto a protestare e manifestare, soprattutto quando lavoratori
vedono una prospettiva di chiusura delle aziende o quando c'è la minaccia di licenziamenti o di cassa integrazione non si può frenare. Ecco perché diciamo protestare e manifestare pacificamente, senza violenza, non è un crimine. Ecco perché il Parlamento farebbe bene a rivedere e a modificare parti importanti di questo provvedimento legislativo. E ieri a Marina di Cinisi si è discusso dei problemi che riguardano gli istituti di pena in Italia, in particolare anche della situazione in Sicilia, all'8º meeting del sindacato Sinappe, tra gli interventi quelli dei segretari generali Roberto Santini e Raffaele Pellegrino e del segretario nazionale Nicolò Lauricella, il servizio da Palermo. Ma nell'ultimo periodo sinceramente non è cosa sta succedendo, cosa non sta succedendo. Partiamo dalla giustizia minorile, che nell'ultimo periodo abbiamo avuto veramente decine di evasioni, no? È cambiato il modo della custodia, è cambiata anche la tipologia del detenuto. Poi il problema della giustizia minorile è, diciamo, abbiamo quei detenuti che dovrebbero essere minori ma sono giovani adulti, quindi noi gestiamo in un istituto minorile ragazzi che hanno 23-24 anni, quindi sono ormai belli maturi e quindi non è più facile questa gestione qua. La carenza di personale nella gestione della popolazione detenuta, sia nella giustizia minorile che nella gestione degli adulti. Come sai, nella gestione degli adulti il problema è l'organico e il sovraffollamento, insomma, no? La carenza di organico che abbiamo in tutti gli istituti, dalle Alpi alla Sicilia, e il sovraffollamento che comunque è forte, tantissimo, abbiamo tanti, veramente un livello di percentuale altissima degli extracomunitari, e anche lì la custodia è cambiata, il detenuto è cambiato. Il detenuto sa che può prendere delle posizioni e che quindi viene tutelato col fatto che noi abbiamo sempre quella spada di Damocle sul fatto della custodia, no? Nel senso che rimane, diciamo, difficile al poliziotto penitenziario una gestione di alcuni determinati detenuti. Perché? Perché oggi il detenuto basta che prenda una posizione, ma anche soltanto un richiamo, è capace che ti denuncia, è capace che dice che nei suoi confronti hai preso una posizione. Noi abbiamo continuamente, sinceramente con questo governo, un continuo comunicare con il sottosegretario, con il capo del dipartimento, col direttore generale. Quello che non va nella custodia, e che quindi cerchiamo con la parte politica, è questa famosa legge della tortura. Ok, quando io dicevo prima che il detenuto è cambiato, se il detenuto lo prende in una certa maniera, il detenuto tramite il suo avvocato ti denuncia per tortura. Denunciarti per tortura oggi significa essere sospeso dal servizio, significa che avrai il 50% dello stipendio. Il poliziotto penitenziario su questo non è tutelato, è solo, si gira dietro e si trova solo. Quindi perché rischiare per 1700 euro al mese di essere denunciato per tortura? E questa, la responsabilità del custode è sempre la stessa, non è cambiata. Cioè, se a me decidono le autorità che i detenuti devono essere aperti e noi abbiamo un solo poliziotto con 70-80 detenuti in quella sezione, che basta che invitiamo un detenuto alla calma, è capace che ci fanno il circoletto 10-15 detenuti tutti intorno e non abbiamo nessuno strumento per difenderci, soltanto la speranza che la videosorveglianza riprenda in quel momento, perché se no ci giriamo siamo soli, cioè c'è carenza del personale, anche il momento d'aiuto, cioè chiamo, ma chi viene se siamo soli? Capi istituti che veramente facciamo le notti con i livelli minimi di sicurezza, è questo che non va. Quindi dobbiamo cambiare la modalità di custodia, dobbiamo cambiare la gestione del detenuto, dobbiamo cambiare la legge sulla tortura, perché non può essere, perché questa legge della tortura ha bloccato l'attività del poliziotto, letteralmente bloccato. Noi dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro nel miglior modo possibile, non dobbiamo aver paura, perché effettivamente comunque ce la metteremo tutta. Noi abbiamo fatto un giuramento e quel giuramento andremo avanti, insomma, noi siamo persone, siamo poliziotti e non è che questo ci intimorisce, perché non abbiamo un'arma per difenderci. Cioè abbiamo paura che il governo ci ascolti, questo governo, un governo del centrodestra in questo momento ci ascolti e che prenda i giusti provvedimenti per il corpo della polizia penitenziaria.
dalle Alpi alla Sicilia. Siamo in Sicilia, anche la Sicilia è messa malissimo, sia con la carenza del personale, sia sulla gestione. La gestione degli ultimi anni della Sicilia è una gestione fallimentare. Noi abbiamo i colleghi della Sicilia che devono prendere lo straordinario dell'anno 2023, cioè perché è stata una gestione fallimentare a livello del centro. C'è il nuovo provveditore Maurizio Veneziano, se non vado errato giugno-luglio, ma da giorni sarà definitivo, e a lui la speranza della gestione della Sicilia, e con lui che ci rivolgiamo che ci sia vicino e che capisca effettivamente il problema della polizia penitenziaria. Nuove adesioni a Sant'Angelo Muxaro alla Democrazia Cristiana. Si tratta dell'assessore comunale di Sant'Angelo Gaetano Miliotto e del consigliere comunale Veronica Palumbo. I nuovi ingressi si aggiungono a Gianluca Di Benedetto, assessore e vice sindaco del comune di Sant'Angelo. Abbiamo deciso di aderire perché riteniamo che sia l'unico partito in grado di dare risposte ai cittadini, dichiarano Miliotto e Palumbo. La Democrazia Cristiana continua a crescere in tutta la provincia di Agrigento. Siamo sicuri che l'unione farà la forza e auguriamo buon lavoro ai nuovi democristiani che siamo certi lavoreranno in stretto contatto con la cittadinanza. Questo quanto dichiarato dall'onorevole Carmelo Pace. E sempre in tema di politica sono stati rinnovati i 2 direttivi comunali di Forza Italia a San Giovanni Gemini e Cammarata. A San Giovanni Gemini è stata riconfermata nel ruolo di coordinatrice Stefania Virga, che sarà coadiuvata dal vice coordinatore Roberto Di Gricoli. A Cammarata è stato nominato coordinatore Aurelio Imbornone, affiancato dai vice coordinatori Giuseppe La Greca e Arcangelo Bonaccolta. In proposito, il vice coordinatore regionale di Forza Italia, l'onorevole Riccardo Gallo, e la coordinatrice provinciale del partito, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, affermano la rinnovata vitalità dei gruppi di Cammarata e San Giovanni Gemini, confermano il progressivo e crescente radicamento di Forza Italia in provincia di Agrigento. Auguriamo pertanto un proficuo lavoro ai nuovi coordinamenti dei 2 comuni agrigentini. Sala Cremita, relatori di altissimo livello e notevoli contributi al recepimento in Sicilia del decreto Salva Casa, al convegno celebrato ieri pomeriggio all'Hotel Dioscuri Palace per iniziativa dell'Ordine degli Architetti di Agrigento e della Fondazione Architetti nel Mediterraneo, in partnership con il Sole 24 Ore, la rete delle professioni tecniche, l'assessorato regionale al territorio e ambiente, l'ANCE di Agrigento. Noi abbiamo seguito l'evento, vediamo alcune interviste. Presidente, l'Ordine degli Architetti è impegnato oggi in questo interessante convegno sul decreto legge Salva Casa? Sì, con il convegno intendiamo offrire agli addetti ai lavori una buona opportunità di aggiornamento professionale su una tematica di grande attualità, il decreto Salva Casa, e contestualmente intendiamo proporre al legislatore regionale il nostro contributo per il recepimento della norma nazionale che in atto in Sicilia si applica solo parzialmente e devo dire alimentando notevole confusione tra gli operatori del settore. Abbiamo letto il disegno di legge già redatto dall'assessore Savarino per il recepimento della norma nazionale. È un buon disegno di legge che capitalizzando il nostro statuto speciale potrebbe essere perfezionato, migliorato, arricchito con un paio di emendamenti finalizzati a una ulteriore semplificazione delle norme e al superamento di una serie di criticità che abbiamo rilevato nel testo nazionale. Tutto questo nella consapevolezza che se vogliamo davvero promuovere la rigenerazione del costruito, dobbiamo assolutamente rendere più semplici, più appetibili gli interventi sul costruito per i cittadini rispetto agli interventi che invece comportano nuovo consumo di suolo. Altrimenti rischiamo di parlare di rigenerazione urbana sempre in maniera astratta, teorica e senza mai concretizzarla. Diceva il suo collega Falzea, la legge purtroppo non è scritta molto bene. No, la legge in linea di massima ci convince perché è una legge che si muove verso il recupero del costruito.
È una legge dove abbiamo trovato 3-4 punti, diciamo, da sistemare. Noi crediamo che con i correttivi che inseriremo diventerà invece una ottima legge. Un convegno partecipato dove presentano tanti suoi colleghi, tra cui anche presidenti degli ordini di Torino e Roma. Sì, proprio abbiamo voluto coinvolgere varie parti d'Italia, Roma, Torino, Mantova, Catanzaro, proprio per Asti, proprio per vedere le problematiche da una visione diversa. Ecco, il sistema ordinistico vede la legge da più punti di vista, questo è molto utile e infatti stanno venendo fuori da diverse parti criticità che penso che alla fine supereremo tutti con un documento unitario. Il mio punto di vista sulla legge è positivo dal punto di vista che la legge e il decreto prima della legge hanno recepito un problema che noi in Italia viviamo da tanti anni, ovvero sia il fatto che il nostro patrimonio edilizio è viziato da piccole difformità dall'assentito. Non parlo di abusi, perché gli abusi con 3 condoni edilizi sono stati regolarizzati al 95-98%. Il problema oggi rimane sulle piccole difformità dall'assentito, la finestra spostata, le dimensioni dell'immobile leggermente più grandi, eccetera, eccetera. Queste condizioni qui oggi non consentono di fare interventi sull'immobile e quindi di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente. Una sua valutazione su questa iniziativa e sul decreto legge, ovviamente? Ma il decreto legge salva casa sicuramente non deve essere inteso come un condono edilizio, ma deve essere intesa come un'opportunità per noi professionisti. Io aggiungerei se c'è chiarezza. Purtroppo ci troviamo in una condizione dove la semplificazione del decreto è stata sicuramente attuata, ma mancano ancora molti punti e siamo in difficoltà come professionisti. Ma non solo dalla parte del libero professionista, anche dalla parte della pubblica amministrazione. Gli architetti, i tecnici che sono così coinvolti nella filiera dell'edilizia hanno problemi nell'interpretare determinati passaggi, tolleranze definite minime, ma cosa significa minime? Non è solo relativo ad un'indicizzazione, a una percentuale, devono esserci delle chiarezze che possono essere perfezionate. Sicuramente il decreto, la legge 105, perché io continuo a chiamarla decreto ma nella realtà è la legge 105 del 2024 detta salva casa, e una semplificazione, ma una semplificazione che va ancora perfezionata in molti punti, e questa è la difficoltà che noi abbiamo adesso. Noi come liberi professionisti, ma senza dimenticare che dall'altra parte ci interfacciamo con una pubblica amministrazione che spesso interpreta come interpretiamo noi e quindi non c'è la certezza della legge. Sì, oggi noi siamo qui per cercare di capire insieme e spiegare quelli che sono alcuni degli aspetti della legge. Dobbiamo tenere presente intanto uno degli aspetti principali per cui noi ordini ci siamo già attivati, quelli di voler un testo unico modificato su alcuni principi, un testo unico organico. Il salvacasa ovviamente non è un testo organico, presenta una serie di criticità, però devo dire il positivo di questo testo è che va verso quello che noi chiedevamo come ordini, come punti, come questioni da affrontare. Quindi questo è l'approccio positivo che noi vogliamo portare oggi qui. Ovviamente lo portiamo in una visione futura che debba contribuire alla modifica del testo unico dell'edilizia, coordinato anche con tutte le altre leggi, al fine di non dare false aspettative, come purtroppo in parte il salvacasa ha fatto, e poter essere immediatamente applicato, perché oggi sappiamo che molte di quelle norme che sono all'interno del salvacasa non sono direttamente applicate. L'altro aspetto è che siamo dei professionisti all'interno di questo testo per facilitare sicuramente quello che sono le preoccupazioni del cittadino, hanno aumentato le asseverazioni da parte dei tecnici. Bene quando noi tecnici siamo messi nelle condizioni di poter asseverare, male quando queste asseverazioni non ci sono le condizioni per poterle fare. Di conseguenza oggi rappresenteremo anche questo aspetto. Ma io, come ho detto nel mio intervento in sala, ritengo, come Consiglio nazionale, riteniamo che il decreto, il testo unico dell'edilizia non ha più bisogno
di interventi parziali, ma ormai frutto di troppi interventi parziali. Quindi la cosa che richiediamo con forza è la riapertura del tavolo di lavoro intercategoriale del Ministero delle Infrastrutture per la riforma, più che la riforma, per la formulazione di un nuovo testo unico per l'edilizia. Dunque, questa iniziativa fa parte di una serie di iniziative che in questi mesi stiamo portando avanti su tutto il territorio nazionale. Come abbiamo dire, l'Italia è lunga ed ha molte peculiarità, per cui siamo stati al nord, siamo stati a Torino, siamo stati a Roma, siamo stati a Frosinone, siamo stati a Crotone e oggi siamo ad Agrigento. Il valore importante della nostra presenza e degli ordini è far capire che siamo attenti alle evoluzioni della legge, siamo attenti al suo loro perfezionamento e siamo attenti ai colleghi che sono chiamati ad presentare, a lavorare su queste normative. Siamo ancora più attenti sulle nuove iniziative parlamentari che seguiamo anche da vicino. Oggi presente a questo convegno sul Salva Casa? Sì, mi hanno invitato, ringrazio il Presidente dell'Ordine degli Architetti della vostra provincia per avermi invitato. Si discuterà del Salva Casa, un decreto legge convertito in legge. La Regione Siciliana sta lavorando, ha già predisposto, il mio Dipartimento, cioè io, il disegno di legge per recepire tutte quelle norme che la Regione Siciliana dovrà recepire, perché il resto delle norme del DL Salva Casa sono di immediata applicazione. Quali sono i benefici per le nostre aziende, per i cittadini? Allora, i benefici non sono molti, si sperava molto di più, perché in Sicilia ci sono tante opere abusive. Mi riferisco soprattutto al terzo condono, quello del 2003, che è rimasto al palo. Tutti hanno fatto richiesta di rilascio di sanatoria, ma queste sanatorie per una forse disinformazione sono state presentate, ma gli uffici comunali non hanno rilasciato il permesso di costruire in sanatoria, perché la norma allora faceva riferimento a interventi edilizi non sottoposti a vincoli. La Regione Siciliana, questo non sottoposti a vincolo, ha sostenuto che il vincolo fosse soltanto il vincolo di inedificabilità assoluta e non relativa, e invece la Corte Costituzionale ha respinto questa interpretazione della Regione Siciliana, che aveva inteso vincoli soltanto quelli relativi. E quindi, ritornando al DL Salva Casa, tutti ci aspettavamo un intervento per sanare, no, questa ambiguità. In realtà non c'è stato, quindi che posso dire? Qualche cosa insomma di buono ce l'ha questa legge, ma non ha prodotto gli effetti sperati, che secondo me erano e sono quelli di cui vi ho detto poc'anzi io. Linea alla regia per la pubblicità. E vediamo ora l'intervento del sociologo Francesco Pira in occasione della seconda edizione di Cantarò, rassegna dedicata alla Rosa Balistreri, organizzata dall'associazione culturale Chiclema di Licata. Un saluto affettuoso al pubblico straordinario del Teatro Comunale Re di Licata e un abbraccio fortissimo al mio amico Cesare Loleggio, a tutto il suo gruppo, quel che è di Cesare, e a tutte le associazioni che in qualche modo in questo periodo hanno voluto ricordare e tributare un saluto alla grande Rosa Balistreri. Quello che sta accadendo stasera a Licata è qualcosa di straordinario. Mi dispiace non essere con voi, perché la concomitanza con la notte della ricerca di tutte le università italiane mi vede impegnato a Messina, nell'università dove lavoro, e per questo motivo non sono insieme a voi
per dare una mia testimonianza brevissima dell'importanza di quello che sta accadendo e di quello che Cesare Loleggio, insieme alle persone che lo collaborano e che gli vogliono bene, sta facendo, cioè riportare in vita Rosa con questa canzone straordinaria che lui ha saputo interpretare. Ed è bello che l'amministrazione comunale abbia voluto questo spettacolo per consacrare questo momento importantissimo. Sicuramente Rosa ne sarà felice. Lei, l'ultima volta che le ho parlato in quella intervista, che ormai è diventato un pezzo di storia delicata della Sicilia, del folk italiano, mi ha confidato che la sua grande paura è che anche da morta non l'avrebbero ricordato, commemorato come lei stessa si sentiva di meritare, anche per quello che era stato il suo contributo notevole dato a Licata, se non altro la donazione di tutti i suoi preziosissimi libri che le hanno permesso di diventare quello che era una delle più importanti folk singer del mondo. Cesare Loleggio ha sempre avuto passione e con lui abbiamo sempre condiviso questo amore per Rosa, questo amore puro verso la grande arte di Rosa, che non amava nemmeno definirsi una cantastorie ma una cuntastorie, cioè una persona che era capace di narrare tutto, i diritti, i doveri, la fame, la povertà, la violenza sulle donne, i difficili rapporti con la Chiesa. Era una donna capace di interpretare, ora dopo ora, per tutta la sua esistenza, quello che era il disagio del meridione della Sicilia, allo stesso modo riuscire a rendere questi suoi messaggi universali, straordinariamente belli. Quindi io, con l'orgoglio di chi ha avuto questo onore di intervistarla, di fare l'ultima vera intervista televisiva, e devo dire ero molto giovane, con grande imbarazzo, perché è stata un'intervista complessa, dove lei ribatteva su tutto e precisava su tutto, quasi come se si sentisse che qualcosa le dovesse accadere da lì a poco. E così è stato, perché poi non abbiamo tantissime altre testimonianze. Su Rosa si è detto e si è scritto di tutto. La cosa più bella è far parlare la sua musica, le sue parole, il suo grande estro, il suo grande genio. E ringrazio Cesare Loleggio, ringrazio l'amministrazione comunale, perché questa sera un altro pezzo della storia di Rosa importante, un'altra pagina bellissima è stata scritta. E quindi vi abbraccio tutti come se fossi con voi, vi chiedo scusa per non essere con voi, però è anche bello utilizzare le nuove tecnologie per lanciare un messaggio che esalti quello che è la grande opera di questa nostra donna licatese. Giornata mondiale del turismo, secondo incontro a San Paolo Palace di Palermo, l'occasione di confronto e sintesi per le imprese del settore. La corrispondenza dei colleghi di Palermo. C'è stato tanto interesse per questa nostra proposta sulla Sicilia turistica del prossimo quinquennio. Ha partecipato anche, seppur da remoto, l'assessore al turismo Elvira Mata, che ha condiviso questa esigenza di puntare sull'allungamento della stagionalità proprio come primo obiettivo principale da perseguire. Ormai la Sicilia, proprio per la sua offerta sufficientemente differenziata, cerca qualunque tipo di viaggiatore, esploratore o turista che fosse interessato a visitare la Sicilia, dal turismo giovanile al turismo del lusso. Il problema diventa governare questo fenomeno affinché ogni pezzo di territorio possa riqualificare la propria offerta sulla base di queste esigenze. Ecco, sotto il profilo economico siamo sufficientemente competitivi rispetto alle altre regioni d'Italia?
La competizione nasce intanto dal problema del trasporto aereo. Se non si risolve quello, che è la madre di tutti i problemi della riqualificazione, diventa tutto estremamente difficile. Però devo dire che c'è un grosso impegno da parte delle imprese del ricettivo a formalizzare delle nuove offerte più qualificate e anche più competitive. Affrontare il tema dell'allungamento della stagionalità consentirebbe già di farlo iniziando dai primi 5 mesi che vanno da novembre a marzo, che sono i periodi più difficili. I flussi turistici che gestiamo sono legati alle ricerche che vengono prese da tutti gli hotel su una data destinazione. Al momento riusciamo a gestire più di 2000 destinazioni in Italia, che ci consentono di capire in anticipo quante persone arriveranno, da quale nazionalità, per quanti giorni, e quindi questo ovviamente sono dati importanti perché consentono appunto di fare forecast e quindi di elaborare strategie e vedere soprattutto come risponde il mercato, quindi i turisti, alle campagne, alle strategie che le regioni applicano per attirare turisti. Ecco, se dovessimo parlare nello specifico della Sicilia, quali sono le stagioni, i mesi più intensi e soprattutto quali sono i mesi da potenziare? Ovviamente la Sicilia vince di gran lunga il turismo legato appunto estivo, quello legato al mare. È stato fatto un tentativo di destagionalizzare, quindi di allungare la stagionalità, che ha avuto i suoi frutti l'anno scorso, mentre quest'anno abbiamo avuto un piccolo calo dovuto a 2 ragioni sostanzialmente. La prima è quella un po' globale, no? È un fenomeno, quello di riduzione dei flussi turistici, che abbiamo avuto un po' in tutta Italia, dovuto all'innalzamento dei prezzi e alla forte concorrenza di altre destinazioni anche all'estero. Però sin dall'anno prossimo rivedremo sicuramente un trend in continua ascesa. In occasione dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Ecogreen dell'imprenditore Marcello Giavarini a San Biagio Platani è stata presentata la nuova maglia della squadra di calcio del River Platani, sponsorizzata dalla stessa azienda. Nel pomeriggio di oggi un nuovo Ecopoint sarà inaugurato a Canicattì e domenica a Semmatino. Ecco, sentiamo lo stesso patrone dell'Ecogreen, Giavarini. Bandierina in provincia di Agrigento, oggi a San Biagio Platani. Sì, oggi come da programma siamo a San Biagio Platano, domani Canicattì e dopo San Matino. Però devo dire che questa sera a San Biagio Platano, come diceva il sindaco e al mio amico Biagio, è come stare a casa, è diverso, sento un rapporto diverso. E poi anche devo riconoscerlo il discorso che ha fatto il prete. Nelle altre inaugurazioni, ne abbiamo fatto tantissimo, non c'è mai stato un prete. Il fatto che qua la comunità abbia chiamato un prete significa ancora come sono vicina alla tradizione, e questo mi avvicina ancora di più. Ecco, l'Ecogreen comunque comincia a essere una realtà importante in Sicilia, ma non solo. Noi siamo in tutta Italia, abbiamo la licenza, dicevo, per tutta l'Italia, però Agrigento, la Sicilia, ma Agrigento in particolar modo, per me rimane attrazione principale. Sindaco, cosa significa per un piccolo comune dell'entroterra, agrigentino in questo caso, una nuova apertura di un'attività commerciale? Allora, per San Biagio Platani non è la prima, di sicuro non sarà l'ultima. Infatti, come dicevo anche a Marcello, abbiamo fatto tante inaugurazioni con giovani ragazzi grazie a un finanziamento che abbiamo avuto dal Ministero. 280.000 euro diviso in 3 anni, abbiamo fatto aprire un po' di ragazzi e quindi questo significa la vitalità che abbiamo a San Biagio, ma anche la voglia di lavorare, la voglia di andare avanti. Quindi questo un nuovo punto Ecogreen, dicevo infatti al Presidente, è molto importante per San Biagio, per una cosa principale, infatti dicevo questo, avere un punto di riferimento dove la gente anziana, ma anche i giovani, possono arrivare e vedere effettivamente quello che hanno in bolletta, oppure quanto pagano, perché pagano quello, è importantissimo. Infatti per quello dicevo, ce ne vorrebbero dei punti in questi nella provincia di Agrigento. E ce l'abbiamo nel progetto, è un progetto che abbiamo di continuare ad aprire. Questo è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. C'è un programma bello ambito che nei prossimi dai 3-5 anni dovremmo portare avanti. E si è svolta ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore dell'Agragas, Pino Rigoli, e del suo staff. Ce ne parla il collega Lentini. La società biancazzurra nel pomeriggio di venerdì scorso, nella sala stampa dello Stadio Seneto,
ha presentato ufficialmente il nuovo tecnico biancazzurro, Pino Rigoli. Un incontro cordiale che si rinnova per la terza volta con il bravo coach di origini peloritane, il quale ha avuto parole di incoraggiamento nei confronti della squadra, rivolgendosi più volte ai tifosi biancazzurri, esortandoli a stare vicino al gigante in questo momento molto delicato. Assieme a Rigoli il DS Cammarata, che ascoltiamo in questo servizio di presentazione. Ma guarda, nel calcio non lo invento io, tanto voglio fare una premessa, voglio ringraziare il mister Bonfatto per il grande lavoro svolto dal 29 agosto al giorno che è stato con noi, però come ti dicevo prima nel calcio purtroppo se non arrivano i risultati spesso si cambia guida tecnica. Io lunedì mattina sono stato convocato dalla proprietà, dalla società, e quando mi hanno comunicato che avevano intenzione di cambiare, logicamente mi hanno chiesto se ero pronto e se avevo una lista di allenatori con cui parlare. Io vi dico la verità, quando mi è stato chiesto ho detto non ho una lista ma ho un nome, Pino Rigoli. Perché penso, non per fare demagogia, non ne ha di bisogno, penso che abbiamo preso il meglio che c'era in giro. È arrivato anche Pino Herrera, un altro grande professionista, perciò come ho detto alla squadra, dico a voi, penso che abbiamo messo la squadra in mano a uno staff di un'altra categoria. Detto questo voglio passare la parola al mister e ve lo lascio a voi. Grazie direttore. Intanto buonasera a tutti. Niente, io ritorno ad Agrigento con più carica delle altre volte che sono venuto, perché so che è un lavoro importante, ma prima di dire questo vorrei ringraziare la proprietà dell'Agragas, che è il direttore Cammarata e il direttore Strano che mi hanno chiamato, perché lunedì mattina francamente non mi aspettavo, vedo il numero del direttore Cammarata, perché altre volte ci siamo sentiti naturalmente per motivi di lavoro, e quindi vedo il numero. Naturalmente il primo pensiero che è stato è detto sicuramente mi sta chiamando per qualche colloquio. Così è stato, e quindi io di questo lo ringrazio per le cose che mi ha detto, per il fatto che la scelta è caduta su di me e non su una rosa di allenatori, e quindi di questo li voglio ringraziare tutti. Per quanto riguarda il lavoro, io vedo che attorno al mio nome si è creato tanto entusiasmo, che sicuramente questo mi fa molto piacere, il fatto che ci sia questo entusiasmo, però sappiamo che Pino Rigoli da solo le partite non le ha vinte nel passato e non le può vincere neanche nel presente. Poi nel calcio, come tutti sappiamo, conta il presente e il futuro. Dobbiamo cercare di fare tutti quadrato a questa squadra, a questa società, quindi io personalmente non è che voglio lanciare un appello, però sappiamo che tutto quello che abbiamo fatto ad Agrigento con l'Agragas, il merito è stato di tutto, è stato dalla gente che è accorsa allo stadio e nei momenti di difficoltà ci ha dato quell'aiuto che è servito per poter raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Quindi niente, io veramente sono orgoglioso di guidare l'Agragas. Io non lo so qual è il motivo, qual è l'alchimia, qual è la chimica. Quando arrivo qua è come se non me ne fossi mai andato e sono me stesso nell'allenare, perché magari in altri posti magari hai delle sensazioni diverse. Qua le sensazioni sono tutte positive, e quindi per me il fatto di poter tornare ad Agrigento è motivo d'orgoglio, e sicuramente darò il meglio di me stesso e cercherò di fare dare il meglio a tutti gli altri per poter raggiungere l'obiettivo che ci siamo, e voglio ribadire che non è semplice. Arrivare in corsa, questa è la seconda volta per te arrivare in corsa. La prima volta è stata quando c'era l'allenatore Vai Grottaglia. Lega Pro. E hai centrato l'obiettivo che era quello di un'onorevole salvezza, e ci sei riuscito. Questa è la seconda volta che tu arrivi, quindi arrivi ancora una volta con una squadra già formata.
Tu pensi che questa squadra va modificata nel suo assetto tecnico oppure ancora è presto per dare una valutazione? E quindi ma guarda, noi questa settimana, io sono arrivato martedì, mi sono confrontato con l'area tecnica e naturalmente l'area tecnica mi ha dato il direttore mi ha dato delle indicazioni per quanto riguarda come è stata composta la squadra. Naturalmente mi devo rendere conto del materiale che ho, devo vedere un po' quali sono poi le condizioni da un punto di vista dei giocatori, perché c'è qualcuno che era infortunato, qualcuno che era rientrato da una settimana, quindi non voglio dare dei giudizi affrettati perché possibilmente abbiamo del materiale importante in casa e quindi prima lo voglio verificare e poi se c'è da sistemare qualcosa, almeno parlando col direttore, fermo restando che il mercato lo fa il direttore, non lo faccio io, però naturalmente ci confrontiamo se eventualmente c'è da fare qualche intervento, ma non perché la rosa attuale non sia all'altezza, perché sicuramente magari in qualche zona del campo possiamo avere o magari io richiedo delle caratteristiche diverse in base a quello che ci sono, quindi è una cosa che vogliamo verificare, strada facendo, solo che in questo momento io mi sono voluto concentrare a quello che è la partita di domenica e non pensare ad altro, perché se penso ad altro mi sposto dall'obiettivo primario che noi abbiamo. La sfida dell'SD tra Akragas e San Cataldese in programma domenica 29 settembre 2004 a partire dalle ore 15:30 verrà diretta dall'arbitro Giuseppe Scarpati di Formia, con assistenti Giuseppe Trefiletti e Alessio Reitano, entrambi della sezione del Cireale. Queste invece le altre gare del quarto turno di campionato di Serie D. Oltre a Akragas San Cataldese ci sarà Città di Cireale 9 Gea Virtus, Enna Scafatese, Licata Castrum Favara, Paternò Locri, Regina Ragusa, Sambiase Nissa, Siracusa Città di Sant'Agata e Vibonese Pompei. E domani la Castrum Favara va a Licata per un nuovo derby nell'Agrigentino del campionato di Serie D, Cirone I. Ce ne parla meglio il collega Moscato. Nuovo derby dell'Agrigentino per il campionato nazionale di Serie D. Domani nel mitico Dino Liotta si sfideranno Licata e Castrum Favara. Ci sono ben 12 squadre siciliane in questo girone e quindi naturalmente praticamente ogni domenica è come se fosse una partita di cartello. Questa mattina l'ultimo allenamento di rifinitura per mister Infantino per cercare di avere l'organico il migliore possibile da presentare domani al Dino Liotta. Un Licata reduce dalla sconfitta con quella che dovrebbe essere la corazzata di questo girone e invece il Favara che è galvanizzato dalla vittoria nel derby con l'Akragas. Domani sicuramente ci sarà una bella partita, c'è anche la possibilità dei tifosi favaresi di andare al Dino Liotta, infatti c'è la prevendita e si possono acquistare anche i biglietti online per arrivare già preparati allo stadio. Insomma ci sono tutti i presupposti per una bella giornata di calcio, ma seguiamo le interviste. Si sapeva che con 12 siciliani ogni domenica c'era un derby, credo che però al di là dei derby ci sono punti in palio che noi siamo alla ricerca perché dobbiamo arrivare il prima possibile a una quota salvezza che ci può dare serenità. Che Favara andrà a Licata? Ma noi siamo consapevoli di avere una forza, consapevoli che abbiamo intrapreso una strada che ci deve dare soddisfazione alla nostra gente. Un Favara che non sarà lì a Licata per fare la comparsa, noi vogliamo fare la nostra parte come abbiamo fatto in queste 3 partite e continueremo a essere quelli che a noi piace, quelli di essere protagonisti in campo, quelli di essere aggressivi, quelli di essere propositivi. Poi c'è un avversario importante, c'è un allenatore che io stimo tantissimo, non ci casco nel chiacchiericcio del Licata in difficoltà perché li ho visti giocare, l'ho visto con la Scafatese, so che è un allenatore che dà molte motivazioni al gruppo, ha dei giocatori che questo campionato l'hanno vinto
l'ho detto ai miei giocatori, credo che i complimenti della domenica sono variabili, noi dobbiamo lavorare per avere i complimenti finali, quelli di giugno. Sicuramente sappiamo che andiamo a incontrare una squadra forte, una piazza come Licata non ha bisogno di presentazioni, hanno un organico importante, hanno delle individualità importanti, quindi sappiamo che è una partita molto difficile. Finalmente posso essere disponibile per la squadra, per il mister, per dare una mano. Speriamo bene e noi faremo sempre il massimo per uscirne con più punti possibili. Che impressione hai avuto di queste prime partite del campionato di Serie D, che dicevamo ha ben 12 siciliane, ma ci sono anche delle squadre blasonate? Credo che rispetto all'anno scorso il livello del girone sia aumentato di molto. Dovunque vai a giocare sono campi difficili e non è mai facile fare il risultato. Io dalle prime impressioni qui abbiamo una squadra che può fare tanto, siamo un gran gruppo secondo me, però dobbiamo dimostrarlo domenica per domenica e speriamo di toglierci tante soddisfazioni. È una partita che aspettiamo tutti, è una grande partita che anche i tifosi che aspettano tutti, quindi cerchiamo di fare il nostro, anche di più. Con che spirito andrai a Licata? Sì, con grande spirito, perché Licata mi sono trovato come a casa mia, quindi vado a trovare anche la famiglia, quindi è buono a vederle loro. Domenica c'è una partita importante, perché è un campionato di tante squadre. Abbiamo fatto il derby domenica, ci è andata bene, ora andiamo a Licata, la squadra sta abbastanza bene. Cerchiamo di fare una bella partita, speriamo che il pubblico deve essere un'altra giornata di festa, perché ormai ci dobbiamo mettere in testa che ci dobbiamo solo divertire, deve essere una domenica di stare tutti insieme e divertirci. E poi dal punto di vista societario, insomma, non risparmiate energie, ci sono stati dei nuovi innesti? Sì, sempre qualcuno. Diciamo che c'è una situazione che piace a tutti, quindi si avvicinano un po' di persone. Questo ci fa piacere, anche perché c'è una società seria, gente per bene, quindi cerchiamo di costruire sempre di più. Vediamo ora una panoramica sportiva dei vari appuntamenti di calcio curata da Carmelo Lentini. In eccellenza gironiale, Agrigentina Unitas Sciacca sarà ospite del San Giorgio Piana contro una delle squadre più accreditate alla vittoria del campionato. I saccensi si trovano con 4 punti in classifica, a due punti dalla vetta detenuta dal Gela e dall'Athletic Club Palermo. In promozione il Girone C torna a giocare in casa il Casteltermini contro il Fortesserra di Falco. L'Aragona va in trasferta contro il San Pietro. Gioca lontano dalle mura amiche anche il Camarat, che sarà ospite a Villarosa del San Sebastiano. Infine il Gemini osserva una domenica di stop. Questa domenica partono anche i campionati di prima e seconda categoria. Bene, questo è tutto per l'edizione odierna di TVA Notizie. Vi ricordiamo che i programmi di TVA si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi li potete visionare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo un buon fine settimana.